È pressing sulla regione. L'indipendenza deve andare in rete. A sollecitare il rispetto delle scadenze per il referendum, a un mese dalla promulgazione della legge regionale, si sono incontrati gli attivisti di Indipendenza Veneta, prima il Veneto e una dozzina di sindaci, da Resana a San Giorgio in Bosco, passando per Castello di Godego, Trissino e Galliera. Purtroppo abbiamo già un piccolo ritardo, io mi auguro che sia presto superato, sembrano siano questioni tecniche. E riguardano gli adempimenti che deve adottare la Giunta in ordine alle procedure di voto e all'apertura del conto corrente, in arrivo però con la prossima settimana. Dalla raccolta dei 14 milioni di euro e questo lo facciamo appunto istituendo un conto corrente che lo si farà domani la prossima settimana in giunta. Il conto corrente sicuramente perché c'è già gente che scalpita, che vuole fare il versamento perché il Veneto vuole partecipare, i veneti vogliono partecipare a questa cosa grandiosa che è sto referendum. Qualcuno ha già consegnato simbolicamente una busta con 2,48 euro, a tanto ammonterebbe il contributo pro capite che i veneti dovrebbero sostenere per autofinanziarsi. Per gli indipendentisti non ci sono più alibi. La legge avrà passato lo scoglio del vaglio del governo alla volta del 23 agosto. Quindi si va avanti? Si va avanti rispettando la legge e facendo le cose per bene. E per l'estate banchetti e volantinaggio ovunque. Ovviamente saremo attivi tutta l'estate, oltre alle iniziative sulle spiagge. Indipendenza Veneta avrà domenica 27 anche ben 12 gazebo sulla strada Valsugana che parte da Limena fino ai confini col Trentino per far vedere che noi siamo qui, vogliamo votare.